Fabio Cocco, capitano della Nuorese, domenica al Folghiere è in programma il derby col Taloro Gavoi, che quest'anno vale anche per l'alta classifica. Beh sì, diciamo che la particolarità di questa partita rispetto agli altri derby degli ultimi anni è proprio questa, che comunque sia Nuorese che Taloro si giocano una buona fetta di campionato e soprattutto è una partita di alta classifica e questo penso sia di buon auspicio perché comunque penso che porterà al campo molta gente. Quella in programma domenica è la quarta sfida stagionale, vi siete già affrontati in campionato e in Coppa Italia, gare combattute, equilibrate. Che tipo di gara prevede domenica? Beh, sarà sicuramente una gara combattuta anche perché il Taloro è un'ottima squadra che ha grandi individualità, soprattutto davanti, dove dispone di giocatori importanti che hanno fatto anche altre categorie. Penso che sarà una bella partita anche perché noi arriviamo carichi, abbiamo dimenticato il pareggio di domenica scorsa e cercheremo di fare di tutto per vincere questa partita. Recupererete qualche uomo, però diciamo l'assetto tattico rimarrà invariato, tenterete di vincere perché questo è l'obiettivo che vi siete posti in tutte le gare fin qui disputate. Chiunque scenda in campo cerca di dare sempre il massimo. Certo abbiamo perso due giocatori importanti domenica scorsa come Nanami e Lepore che ci danno molta qualità e fisicità soprattutto. Penso che comunque sarà una partita molto più tecnica perché comunque sia il Taloro che la Nuorese dispongono di giocatori di alto tasso tecnico, quindi penso sarà una buona partita.